porchetta, carne di cavallo, salsiccia condita, salsiccia semplice. Amici di Bella Sicilia, al via Ottobrando nel comune più alto della Sicilia, Floresta. È meraviglioso, meraviglioso il posto, meravigliosa la gente, meraviglioso gli stand. Sempre importante per la Sicilia, anche perché siamo sul comune più alto della Sicilia. Con 3 kg di pane ci mangia una palazzina. Qui abbiamo la salsiccia bella calda che si mantiene qui nel canale. Che stelle! Abbiamo la nostra porchetta nostrale, abbiamo le pannocchie, la provola impiccata non può mancare a Floresta, insomma siamo pronti operativi, sono le 10 ma già quasi mangia. Ed il gruppo Augusta Folk, città di Augusta presenti a Floresta per Ottobrando. Noi siamo gli Augusta Folk, veniamo da Augusta, provincia di Siracusa, siamo un gruppo folclorico siciliano e cerchiamo di portare avanti le nostre tradizioni. Amici di Bella Sicilia, benvenuti a Floresta. Ma tu a spincia, oh malo! Guarda qua, una bellissima spincia, buonissima soprattutto, fritta all'istante con il miele, la crema e la ricotta soprattutto. Questa porchetta è una porchetta allevata nostra, un suino nero dei Nebrodi, allevato in zona. Qui cosa abbiamo di buono? La pannocchia è ottima, l'abbiamo portata a Floresta da tanto tempo, è una cosa squisitezza. Sicilia continua il viaggio, buongiorno. Buongiorno! Buongiorno, bentrovati! Buonissimi! Con suino nero dei Nebrodi. Tu vieni la zotta a mano devi. Sul cimiglia la fantasia, spaio 5 vai a dia. Poi mamma, mi voglio male fa. Poi mamma, mi voglio male fa. Poi Ah, brucia! Ci descrive il sapore di questa provola. Brucia! La fine del mondo! Allo stavo spago! Portiamo la nostra merce fresca, buona e saporita. Buongiorno, Buongiorno, cosa ci presentate oggi? oggi vi presentiamo le spince, un dolce fritto che è tipico di Tortorici e qua c'è la preparazione delle spince. Preparazione che avviene come? Qui c'è l'impasto che viene cotto l'impasto nella pentola con acqua, sugni e farina e successivamente nella planetaria con le uova viene lavorato. Si inizia a friggere qui nella prima pentola crescono le spince, invece nella seconda diventano più dorate. Noi abbiamo sempre il nostro pane da 3 kg, da 2 kg e la nostra famosa ricotta, le nostre famose ricotte che non possono mancare. Ok, sono 4. Guarda che c'è qua, guarda che prelibatezza. €1 signora, 3. Con 3 kg di pane ci mangia una palazzina. Guarda che bello. Questo è un chilo. Una turba messina. Locale abbiamo la piccola azienda, tutto quello che vede di produzione nostra, broccoli, mele, lenticchie, castagne, miele. Siamo di Randazzo e abbiamo provato questa esperienza. Vi invito tutti a venire nel nostro stand e a Floresta che è un bellissimo paesino. Io
Come tutti gli anni lo schiacciolive, molto comodo in questo periodo perché per schiacciare le olive è l'unico attrezzo che vi fa non sporcare, non schizza, vi potete sedere comodamente in cucina. Una volta schiacciate, come si procede poi per gustarle? Allora si prende la vaschetta direttamente, si mettono a bagno in una ciotola con abbondante acqua, un po' di sale e mezzo limone, si cambia l'acqua per 2 volte al giorno fino a che assaggiandole non vediamo che ci piace l'oliva, dopodiché si fanno asciugare, si condiscono con olio, peperoncino, origano, aglio e si mangia l'alloro. Soprattutto dopo quanti giorni? 5 giorni, 6, dipende quanto piace l'amaro. Se piace di più l'amaro, meno giorni, se piace di meno si allunga qualche giorno in più. I maccheroni sono col suino nero, abbiamo la tagliatelle con i funghi, davanti più abbiamo la mozzarella calda, la sangria. Facciamo che l'invito è sempre il solito, veniteci a trovare, faremo passare delle ore splendide con un ottimo cibo, ottimo spettacolo folcloristico in giro e poi Ottobrando ormai è leggenda, ormai è storia. Buonasera. Allora, sono dei prodotti tipici di Floresta, sono dei fagioli che vengono consumati con tutto il baccello, la varietà bianca è quella tipica di Floresta, invece la varietà rossa è quella tipica delle zone di Rappuia. Sostanzialmente la particolarità è che si consuma per intero, quindi ha il baccello molto tenero e il chicco dentro maturo. L'unico problema è che siccome ha piovuto si è macchiata. Ma il gusto non viene macchiato? No, il gusto non viene macchiato, può essere consumata comunque per intero. Grazie! Una giornata secondo me bellissima, è sempre importante per la Sicilia, anche perché siamo sul comune più alto della Sicilia. La risotto calda, il ricotto originale. Calda. Lanciamo l'invito per le future domeniche? Sì. Venite a Floresta e respirate un po' d'aria pura. C'è il formaggio da questo lato? Allora adesso lo chef vi spiega il procedimento di come viene fatta la pasta con La pasta con i fagioli nasce da un prodotto già coltivato solo a Floresta, che sarebbe il fagiolo a crocchetto, si chiama, che è una specialità della zona proprio, non si trova da tutte le parti. Poi viene fatto un soffritto con fagioli, carote, cipolla, patate, fotine di maiale, e viene soffritto in olio d'oliva dei nostri, sempre nostro di qua. Dopo viene aggiunta un po' d'acqua e viene preparato il sugo, cotto per almeno 2 ore perché deve condensare e prendere il sapore. Dopodiché si cuoce la pasta e si mestola insieme al sugo per dargli il sapore. Okay, quello che dà il sapore è il fagiolo, che è il fagiolo a crocchito, che è proprio la specialità di Floresta, che non trovate da nessuna parte. Allora, devi aspettare perché un giorno ci fa. Ci segue con attenzione quindi? Tantissimo, e ho scoperto dei bei posti veramente meravigliosi del messinese con voi e tante tradizioni e quant'altro. Complimenti. Cosa ne pensa di questo evento? È meraviglioso. Meraviglioso il posto, meravigliosa la gente, meraviglioso gli stand, bello. Dovete venire tutti. Voi da dove venite? Di Augusta. Un caro saluto Ciao. a tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Grazie, al prossimo video. A colazione.
saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia e benvenuti a Ottobrando di Floresta. Un bacio, ciao!